Un pensiero dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi, un grande imprenditore, un grande uomo che ha cambiato la politica italiana, una persona che fino all'ultimo ha lavorato, ha lottato per le sue idee, per la libertà, per valori liberali e democratici italiani. Caro Presidente, caro Silvio, ci mancherai. Credo che questa tua capacità di riunire, di tentare sempre di mettere d'accordo tutti fino all'ultimo, di essere sempre comunque generoso e propositivo, resterà proprio come ricordo vivo nel mio cuore. Mi ricordo e mi ricorderò di quando sei venuto qua a vedere Venezia sotto acqua, di quando mi hai chiamato e mi hai dato i consigli quando io ti ho chiesto che volevo candidarmi. Non ci siamo visti tante volte, ma la stima davvero rispetto a te, rispetto alla tua storia, dal mio punto di vista è molto alta. Ci mancherai. Credo che la storia farà giustizia del nome di Silvio Berlusconi e del ruolo che ha avuto nel nostro paese. Buon viaggio Silvio. Il presidente del ragionamento Luca Zaia in una nota ha parlato come portano il suo nome progetti politici come Forza Italia, l'idea del popolo della libertà, la federazione di partiti politici alla base di alleanze che poi, a distanza di anni, si sono riunite nelle ultime elezioni politiche formando l'attuale coalizione di governo. Il presidente della Regione Veneto prosegue come rimarrà indelebile nei suoi ricordi l'esperienza da ministro nel 2008, nel quarto governo Berlusconi, assieme fra gli altri a Bossi, Calderoli e Maroni. Una parentesi politica importante grazie alla quale abbiamo rimesso, dice Zaia, l'azienda agricola italiana al centro dell'agenda politico-istituzionale nazionale. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha ricordato invece come Silvio Berlusconi sia stato indubbiamente un protagonista della storia politica ed economica del nostro paese. A quanti gli sono stati vicini, dice Fugatti, va dalla vicinanza istituzionale ed umana. Se penso che Berlusconi abbia caratterizzato e fondato la Seconda Repubblica nel nostro paese, dalla nascita nel 94 con Forza Italia, e ha caratterizzato e deciso il modello del moderno centrodestra nel nostro paese, che ancora adesso va avanti. Quindi è stato sicuramente un pezzo fondamentale della storia politica del nostro paese e non posso che esprimere la totale vicinanza sia alla famiglia che alle aziende che a Forza Italia stessa per la drammatica perdita. Dall'altro voglio anche ricordare tutti i rapporti che avevo sviluppato personali con il presidente Berlusconi, con cui non ci sentivamo spessissimo, però abbiamo sempre avuto modo di avere delle occasioni di confronto, l'ultima quella appunto delle elezioni di quest'anno per quanto riguarda le regionali. Quindi anche a nome personale e a mio nome personale voglio esprimere la più totale vicinanza a tutte le persone, in particolar modo alla famiglia, che oggi vivono questa drammatica perdita.